Noi abbiamo finora prevenduto oltre 12.000 biglietti, che è un dato francamente sbalorditivo, dati i tempi, quindi c'è tanta voglia di tornare a Treviso per vedere una mostra importante, lo percepiamo. Se posso fare una previsione, io credo che apriremo serenamente con almeno 30-35 mila biglietti prevenduti, che sarebbe una cosa veramente clamorosa per questi tempi. Il ritorno del figlio il prodigo Marco Goldin alla curatela di una grande mostra a Treviso sta già macinando numeri, elogi e grande attesa. C'è voglia di cultura, di tornare in città, ma anche di poesia e tecnologia, come ha detto il curatore, che sbarcato sui social con pillole e racconti d'arte anche su quello più giovane, ovvero TikTok, che Goldin aveva sempre ritenuto un luogo non adatto ai suoi temi. Invece questi primi 60 secondi su un campo di grano di Van Gogh su TikTok hanno fatto oltre 360.000 visualizzazioni, non gente che si è staccata dopo 2 secondi, e quindi insomma è una cosa bella. La mostra, da Picasso a Van Gogh, sarà inaugurata sabato 15 novembre al Museo di Santa Caterina a Treviso e ha messo in cantiere, oltre a tanta campagna online, anche eventi in presenza. Si parte mercoledì 6 agosto a Cortina d'Ampezzo nell'ambito del festival Una montagna di libri, con una lezione incontro dall'astrazione all'impressionismo. Giovedì 18 settembre al Teatro del Monaco di Treviso lo spettacolo, promosso da Centro Marca Banca, vedrà in scena Goldin accompagnato al pianoforte da Remo Ansovino per una narrazione poetica. Poesia e tecnologia credo che sia un binomio assolutamente, ma anche fondamentale per il mondo in cui viviamo, quindi riuscire a coniugare dentro proprio una sigla poetica le parole, le immagini, la musica, coniugare tutto questo con un linguaggio contemporaneo. Intanto la mostra potrebbe avere un prequel, dato che le opere arriveranno con un mese di anticipo dalla Nuova Zelanda. Si sta già pensando quindi ad eventi collaterali connessi almeno 2 settimane prima dell'inaugurazione ufficiale. Grandi complimenti stanno già arrivando dal Toledo Museum, che presta i quadri. Il catalogo, di ben 300 pagine, presenta anche un saggio scritto dallo stesso curatore e sarà un vero e proprio libro da collezione. Sì, il Museo Americano ha apprezzato molto lo sforzo, non immaginava assolutamente che avremmo prodotto un catalogo simile. Pronto anche il merchandising, dalle shoppers di Van Gogh all'ombrello di Monet, al prosecco delle colline. Treviso attende che il suo Golden Boy le faccia rivivere i grandi fasti.